melodici vanno forti, io si faccio forte di me. Questo è mio nipote invece, ho fatto una cosa in famiglia, è il figlio di mia sorella. E io voglio ricordare insieme a lui, c'è un microfono per lui? Sì, voglio ricordare insieme a lui e voglio fare un omaggio ad un grande amico mio che nelle ultime ore ci ha fatto mettere un poco paura. Io l'ho telefonato l'8 novembre, infatti sul Facebook c'è scritto, l'ho telefonato l'8 novembre perché era il suo compleanno, siamo due scorpioni, il mio è il 12. Ho detto auguri per il compleanno, eccetera, eccetera, e lui mi dice, ma se non mi sbaglio tra un po' è anche il tuo, e io gli dico sì, è lunedì il mio compleanno che faccio 50 anni, lui ne aveva fatto 63. Dice, lunedì ti chiamo, non mi scordo ma ti chiamo. Lunedì mi sono arrivato tantissime telefonate, tanti colleghi, tanti amici. La telefonata se non mi è arrivata, ci sono rimasto un po' male, ho detto forse si sarà dimenticato perché gli voglio bene. E poi alla fine ho letto su Facebook questa cosa, mi sono messo in contatto, ieri le cose non stavano bene, 2 ore fa ho chiamato il fratello, ai figli e mi hanno detto che si sta riprendendo ed io voglio rendergli omaggio con una canzone che poi tra le altre cose è stata la prima canzone che il sottoscritto nel 1989, quando ho iniziato a cantare, io prima ci cantavo questa canzone a capo, così lo salutiamo e gli auguriamo una prontissima guarigione con un vostro applauso. E la canzone fa così, prego, vediamo se ve la ricordate. Se me la ricordate fate un applauso. Alzate capito con lei. Con un minuto solo fermata, fatta parlare con tutto l'anima, ma che stasera lasciano dire che mi così per me, sì per me, l'unico bene ma può esistere, il modo vero mi fa sempre, cade in comune ma non a me, quando tu stai con me. Di Napoli, anche se è siciliano, registrato tutto quanto, ma Napoli lo ha sempre amato, a Carmelo Zappulla. Fatta parola con tutto l'anima, ma che stasera lasciata lì, che non è sempre me.
Parla più forte l'applauso, più forte.